Bentrovati alla cantina Morris Farm. Siamo in Maremma, esattamente a Allora, noi la sede storica è a Massa Marittima, a Massa Marittima. Maremma. Anzi, io in genere, siccome il nome Morris Farms non suona così italiano, in genere comincio proprio spiegando il nome dell'azienda per spiegare le origini. È un Certo. spagnolo il nostro, Morris con un R sola, il nome sull'etichetta è corretto. E vive in America e nel 1971 ha scelto il nome Morris Farms con l'S finale perché amava così tanto l'America e perché avevamo due aziende distinte, completamente indipendenti. Una si trova nella parte alta della Maremma, nel comune di Massa Marittima, e un'altra subito a sud di Grosseto, nel comune di Grosseto. Ah, certo, e quindi Farms, certo, al plurale. Morris, mi sono persa ogni tanto qualche parola. Morris comunque perché in origine è un cognome spagnolo. Esattamente, sì, siamo venuti dalla Spagna ormai quasi 300 anni fa. Più di Esatto. Siamo ormai una famiglia acquisita toscana al 100%. 100%, sì, sì, quindi insomma lo diciamo. E poi come dicevi, comunque alla fine questo nome Morris Farms vi fa trovare facilmente nelle guide, insomma non vi, alla M c'è poca gente, alla lettera M. Magari siamo con qualche marchese al massimo, potrebbe essere. Perfetto, perfetto. Allora, peccato che ogni tanto perdo qualche parola. Allora, il vostro claim, quindi allora, siamo in Toscana, in Maremma, e il vostro claim parla proprio della Maremma, la Maremma toscana, terra divina e divino. Quindi, insomma, da sempre la vostra famiglia è legata sia alla Maremma e sia al vino. Esattamente, nella casa di mia nonna c'era una piccola cantina dove c'erano bottiglie che conservavamo dagli inizi con etichette scritte a mano 1908-1907, sicuramente vino acqua colorata ad oggi, però è una bella eredità, è qualcosa che dimostra che il vino non lo facciamo da ieri o da oggi, non siamo dei novellini. Ecco, l'azienda più nuova che abbiamo comprato recentemente l'abbiamo comprata nel 1971 nella zona del Molino di Scanzano. Noi abbiamo sempre lavorato la terra quando siamo arrivati, abbiamo campi che abbiamo dedicato al grano, abbiamo lavorato tanto il legno, quando il legno era importante anche per fare il carbone, abbiamo lavorato le verdure, abbiamo lavorato la frutta, un po' di tutto quello che ci poteva dare la terra, e senza mai dimenticare il vino, però era una parte un po' più marginale, era una parte secondaria, il vino accompagnava la produzione, ma non era il core business, non era quello in cui l'azienda investiva di più, in cui credeva di più, in cui era più capace. È stato quando è arrivato mio padre da Firenze, c'è voluto un fiorentino che credesse, appassionato di vino e di agricoltura, che credesse in questi terreni, che credesse in questa terra e ha cambiato completamente la filosofia dell'azienda. Quindi è stato tuo padre, insomma, che ha dato la svolta a quello che siete oggi. Mi raccontavi anche un episodio di tanti anni fa al Vinitali. Sì, lui si ricorda. Allora, ha subito cominciato a studiare come era un attimino la situazione, come era la produzione, come erano le altre aziende, come era questo mercato, quando ancora sapeva poco lui di vino, quando ancora era difficile promuovere il brand Maremma. E uno dei primi viaggi è stato fatto proprio con i pullman delle associazioni di contadini qua del territorio, dove al mattino ti fermavi, cioè si fermavano a mangiare la salsiccia e la schiaccia all'autogrill tutti insieme, e hanno raggiunto la fiera di Verona, il Vinitali. Questa era già all'epoca era una fiera molto importante, e durante il giorno già mia mamma aveva notato le macchine nel parcheggio, vedendo delle belle macchine, ha detto forse col vino ci si può anche guadagnare, oggi forse meno, però l'hanno mangiato tutti insieme, e il mio babbo è stato offeso tantissimo da una situazione che purtroppo all'epoca capitò. Uno a capotavola ha proprio scansato la bottiglia dicendo datemi il vino della casa, datemi lo sfuso, questa non mi serve, non mi piace. E quello è stato peggio di un pugno nello stomaco. È Però stato non si è arreso, però non si è arreso, anzi, proprio da questo episodio, insomma. per impegnarsi di più.
ha proprio detto: io con tutte queste terre, con tutti questi terreni e questo clima, sono convinto di poter fare dei grandi vini, delle grandi produzioni. E è stato proprio lui a far crescere il mercato. Noi avevamo un piccolo mercato locale che abbiamo sempre coltivato, la Maremma, un pochino la Toscana, però non molto al di fuori. E lui invece ha cominciato a crescere questi mercati e già dagli anni 90 abbiamo cominciato a vendere in America grazie a mio padre. Io ho continuato a viaggiare e ho anche trovato la moglie americana. Infatti te lo volevo chiedere, dico è da lì, da questi viaggi. Ma 4 anni ci siamo conosciuti a St. Louis, proprio Questo all'anniversario oggi. giorno. ah, oggi, auguri allora. E quindi dopo dobbiamo brindare con una bottiglia di vino, giustamente. Anzi, Grazie, tra sì. le altre cose mi si secca la gola quasi quasi, io comincio, mi dispiace che la tecnologia può tutto, ma questo me la godo io senza di voi, mi dispiace, però Avremo modo. Intanto giustamente è l'anniversario e quindi giustamente con tua moglie. Tanto salutiamo anche Elisabetta che ci sta seguendo, perché lo ricordiamo che voi comunque fate anche parte di Rose Maris, insomma, per la promozione e la valorizzazione del rosato di Maremma. sì, ci siamo. Abbiamo sempre. Mio padre faceva il rosato in bottiglia molti anni fa, negli anni 90, poi smise perché il mercato italiano era molto difficile. Non abbiamo mai smesso di produrre il rosato sfuso perché è importante per la valorizzazione dei nostri rossi, ci aiuta a concentrare di più il Sangiovese in certe situazioni, per certi vini, soprattutto nel Moreno di Scanzano facciamo il rosato da salasso, che però non è buono quanto il rosato da bottiglia, è proprio un altro mondo. Solo dal Ah, certo. Quindi praticamente gli altri rosati, gli sfusi li fate da salasso, appunto per valorizzare i rossi. Mentre questo qui che hai, il Rosamundi, che cos'è che non ho... No, 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 sì, Rosamundi, scusa. Sono più preparata io sull'azienda. Fatto troppe cose per la testa, mi sono distratto un secondo, lo ammetto. Sì, questo è fatto proprio da uve rosse di Sangiovese dedicate a fare solo il rosato al 100, quindi proprio senza contatto con le bucce, raccolte un 10 giorni prima per mantenere un buon frutto, cioè raccolta la maturazione giusta perché vogliamo un po' di acidità e di freschezza e non le vogliamo troppo mature. Quindi è proprio uve che non sarebbero buone per fare il rosso perché sono raccolte un po' troppo presto, però nel momento giusto per fare un buon rosato. Un'altra cosa importante che facciamo per valorizzare il rosato, stiamo aumentando ogni anno la raccolta di uva, diminuendo la percentuale di rosato che produciamo. Proprio per prendere il fiore, per prendere la parte che meno ha toccato Il la mostofiore, eh? poi ci troviamo con più bucce e più succo di qualità inferiore, di non dello stesso livello, che vendiamo ad un altro prezzo nel mercato locale come vino sfuso. Ecco. E da quanto tempo producete questo rosato, questo Rosamundi? Il rosato in bottiglia siamo tornati a farlo nel 2012. Il babbo cominciò nell'88 con un rosato chiamato Santa Laura. Smise negli anni 90, non mi ricordo esattamente quanto, fine anni 90. Noi nel 2012 abbiamo ricominciato a farlo col nome Mandriolo, usando il nome Rosamundi è solamente dal 2018, quindi Da- È sempre lo stesso vino. è sempre lo stesso vino, però abbiamo cambiato il packaging, abbiamo cercato di fare una bottiglia un po' più elegante, valorizzarlo per dargli il giusto rispetto e valore. Ecco, dal punto di vista di immagine, l'edizione precedente chiamata Mandriolo era magari buona uguale ma non tanto bella e allora abbiamo deciso di valorizzarlo, specie per il mercato estero. Certo, ma infatti volevo chiedere a tua moglie, lei lo ama il rosato, nel senso perché all'estero appunto è più apprezzato il rosato magari rispetto al mercato italiano, anche se adesso sta crescendo il mercato italiano. Infatti, ma noi abbiamo trovato tanti abbinamenti in America, buonissimo, perfetto per il rosato, tipo della zona mia, il barbecue, e io sempre servo questo Rosamundi per la mia festa di ringraziamento con il tacchino. Hai visto? Quindi insomma per il Thanksgiving, eh?
viene abbinato il rosato. Eh sì, perché poi il rosato, insomma, sta bene con una carne bianca, insomma, no? Rispetto ai vini forti vostri, rossi, insomma, che sono più corposi, no? Giulio? C'è paragone rispetto, no, rispetto a quello che sono abituati gli americani. Allora, non sono tanti a bere, chi beve dei vini molto diversi dagli italiani. Quando conoscono i vini italiani rimangono sorpresi. Molti hanno paura del rosato, viene associato a un vino dolce, molto femminile, questa forma di razzismo, se vogliamo, un po' prevenuti. E quando poi Sono assaggiano, impiegato. succede spesso. Sì. Oh, no, il rosato è troppo dolce, non piace, è un vino da donna. Quando scoprono che noi cerchiamo di fare un rosato fresco, secco, asciutto, Complesso. però complesso, che ha tutte delle altre caratteristiche, rimangono impressionati anche gli uomini, diciamo. E i rossi che bevono in genere sono dei Cabernet, dei Syrah molto ricchi, molto potenti, molto strutturati, che danno soddisfazione per un bicchiere, ma poi dopo non vai avanti. Anche nei nostri rossi che produciamo cerchiamo, grazie al Sangiovese, insomma, di avere un'acidità, una freschezza che si beve un bicchiere, ci si abbina bene il boccone di vino, se ne beve un altro e così via. È un buon equilibrio, ecco, è la soddisfazione di vedere la bottiglia vuota del produttore. Ora non succede più quell'evento che è successo a mio babbo al Vinitali. Ora la gente beve una bottiglia, ma magari ne beve anche due, ecco. E quindi Ecco. il vino è apprezzato. Certo, certo. E poi questo Rosamundi, allora facciamo vedere, vediamo se si vede, insomma, ha preso anche quattro rose nella guida Rosa, Rosati, Rosé, insomma, lo scorso anno. Eh? Sono convinto. Ecco, aspetta, non so se si vede, ecco qui, ecco qua, Rosamundi, ben 4 rose, insomma, una bella soddisfazione. No, molto, sono stato contento e sono convinto che l'anno 2019 sarà ancora meglio proprio perché abbiamo lavorato meglio in cantina. Una delle cose che ha dovuto fare il babbo negli anni è stata cambiare anche la mentalità degli operai. Quando ha portato la vendemmia verde in azienda, agli operai bisogna lavorare e buttare a terra i grappoli d'uva in questo periodo, tra pochino lo guardavano male, signor Parentini, ma che fa? Buttiamo a terra il frutto di Dio, questa grazia. Sì, non è che lui è arrivato e ha detto voglio fare dei vini buoni e tutti hanno detto tieni chiavi in mano, fai quel che ti pare. Ci ha messo un po' di anni a cambiare la mentalità, a dimostrare, a fare le scelte giuste. Ecco, non è una cosa scontata. Ecco. Anche in famiglia non è che tutti pensavano ah sì, la Maremma farà grandi cose, speravano, hanno creduto, si sono fidati, ma ecco, ci è voluto degli anni anche nella mentalità stessa degli operai.